questo punto non ci si può fermare. Gli italiani sono stanchi, il popolo è stanco, non ce la fa più. Tutti vogliono che questa classe politica delegittimata se ne vada dalle nostre istituzioni. Si rivada al voto, questa è democrazia, non è null'altro che democrazia. Usiamo l'arma che abbiamo, la democrazia. E quindi voi vi costituireste come gruppo, nel senso come movimento per entrare in Parlamento? Assolutamente no, alcuni di noi lo stanno facendo ovviamente, è evidente dalle dichiarazioni che fanno. Noi continueremo su questa linea, per quanto mi riguarda io non farò nessun partito politico, né mi candiderò, riprenderò la mia zappa una volta vinta questa battaglia, insieme a tutti gli altri genitori perché sono contadino, voglio andare a zappare, potrò guardare i miei 4 figli in faccia e avergli detto vostro padre, come tutti gli altri padri, vi ha dato la possibilità di scelta, li potrò guardare con dignità, solo questo voglio. La cosa importante in questo momento, lo avete sottolineato, è allontanare le persone che vogliono fare confusione e delegittimare il movimento. Questo non è un movimento, ripeto, è un coordinamento, quindi non è un movimento. Le persone violente, le persone che usano stratagemmi strani, noi li abbiamo già allontanati. Io sono andato a Torino, sono andato a Genova, dopo i noti fatti, ho parlato con le questure, ho parlato con la gente, sono andato con le ragazze piene a prendere le distanze da questi signori.